benvenuti al quinto appuntamento del ciclo di incontri del futuro e sostenibile. In questo incontro parleremo di api. Cosa ci dicono le api? Io sono Tiziana Citarella, sono iscritta al secondo anno di Scienza e Cultura del Cibo e ho il piacere di presentarvi le nostre ospiti. Questa sera c'è con noi la dottoressa Sabrina Menestrina, che è medico veterinario presso l'azienda sanitaria Friuli Centrale, e Jessica Riva, che è un'apicoltrice ed è anche referente del consorzio apicoltori della provincia di Udine per i comuni della Bassa Friulana. E il tema è molto interessante perché le api, al di là dell'impollinazione, sono anche dei biosegnalatori, ci insegnano delle cose, sono un esempio e sono sicuramente da tutelare. Ma adesso vi lascerei la parola alla presentazione. Se avete eventuali domande, vi invito a scriverle nella chat e a porle a fine dell'incontro se avete piacere e voglia di intervenire direttamente senza scrivere in chat. Do la parola alla dottoressa Sabrina Menestrina. Sì, buonasera a tutti, vi ringrazio per questo invito. Questo è un momento dell'anno in cui si parla molto delle api, e delle api potremo parlare per lunghissimo tempo. Abbiamo talmente tanti argomenti da dire su questi meravigliosi insetti che una mezz'oretta, un'oretta poi appunto con l'amica Jessica Riva potrà solo che essere un inizio. Ho preparato alcune slide da mostrarvi. Che cosa ci dicono le api? Beh, intanto, come abbiamo già detto, sono esseri meravigliosi, spirituali, che sono pieni di segreti e di cose straordinarie. Sono una società che potremmo prendere ad esempio, perché è una società di mutuo soccorso, di sorellanza, di aiuto e di compiti, ognuno fa il suo. E come dice Plinio il Vecchio, la natura si rivela più maestosa proprio nelle sue manifestazioni più minuscole, per cui secondo me in questo momento storico dobbiamo un po' affinare lo sguardo e anche guardare cosa abbiamo sotto gli occhi. Scusate, si vede tutto? Sì. Sì, confermo, dottoressa. Grazie. Ecco, le api sono degli insetti, no? Quindi quello che noi stiamo osservando in questo periodo è una perdita proprio degli insetti. Ci sono queste vignette che mostrano proprio come ognuno di noi può fare un'esperienza sensibile, perché forse io che sono un po' più vecchietta di voi, ma insomma i vostri genitori si ricordano sicuramente di quanti insetti si spiaccicavano sul cristallo della macchina e di come a ogni ripieno di carburante bisognasse grattarli via, no? Però è anche così un po' un'immagine di come potrebbe essere la vita dell'uomo, no? Vedete, nel 1998 tanti insetti, nel 2018 tutti molto felici perché non devono pulire quindi una situazione piacevole, ma nel 2028 probabilmente non ci saremo più nemmeno noi, perché un mondo che non è adatto alla vita degli insetti non è adatto nemmeno alla vita dell'uomo. Infatti, vedete, nel 2019 sul Guardian, Damian Carrington dice che tutte le specie di insetti sono diminuite del 41% e le api del 46%, e che il pianeta è alla soglia di un'estinzione di massa, con perdite maggiori di quante riportate nei grandi animali. Sono cifre significative. Abbiamo delle antichissime testimonianze fossili, appunto, relative agli insetti, e che appunto erano già presenti 416 milioni di anni fa, mentre le api appunto compaiono in un periodo più recente. Abbiamo questo famoso affresco che sicuramente conoscete, siamo nel Paleolitico e questa donna sta applicata su una scala a prendere il miele da questa arnia tondeggiante con tutte le api che girano intorno. Vorrei richiamare la vostra attenzione su Internazionale della scorsa settimana, dove praticamente si parla del clima terrestre e delle trasformazioni che la Terra ha subito in tutti questi eoni. In origine le api stavano in questi buchi all'interno dei tronchi degli alberi e diciamo che l'apicoltura convenzionale ha preso inizio, vedete, con queste forme circa 300 anni fa.
Questa è una immagine di un documentario girato 3 anni fa da National Geographic. Ci sono ancora persone che raccolgono il miele come quella signora nel Paleolitico che abbiamo visto nella immagine precedente. Sono state mappate le api di tutto il mondo, abbiamo 20.000 specie che oggi conosciamo, ma sappiamo anche che le api prediligono le zone temperate. Quindi qua in questa mappa vediamo sono le parti più scure del mondo dove le api stanno. Ma perché? Perché tutti gli insetti piano piano si stanno spostando, migrano praticamente come gli umani verso zone che sono meno ostili da un punto di vista climatico, quindi piante e insetti, c'è tutta una trasformazione che sta avvenendo avanti. Qui abbiamo tantissima rassegna stampa che voi stessi potete andare a cercare, no? Cioè è un momento catastrofico, si parla della sesta estinzione di massa. Poi c'è tutto questo problema appunto della biodiversità, perché naturalmente una carenza di piante, una carenza di insetti, una carenza di animali, ed è tutto poi dovuto al fatto che l'uomo sta disboscando, avanza l'urbanizzazione, ogni anno viene abbattuta un'area di foresta pari alla metà della Gran Bretagna e prevalentemente per coltivare mangime per animali e per allevare il bestiame. Ecco, e le api dove vanno se i boschi non ci sono più? Ecco qui ancora degli apicoltori, appunto dei cacciatori di api, come prima, con questi favi. Guardate la forma di questi favi, hanno una forma che tende alla forma del cuore, c'è qualcosa di speciale in queste produzioni. Va bene, le rassegna stampa sono assolutamente terrificanti per quello che è il momento di queste perdite animali, di questi collassi delle colonie o comunque di queste morie. Siamo pieni di segnalazioni anche noi come servizi veterinari di animali che, cioè di apicoltori che segnalano appunto la perdita di animali. E vedete qui appunto i cambiamenti climatici, il cocktail dei pesticidi in ogni cucchiaino di miele, il 75% del miele mondiale presenta pesticidi dannosi per le api, è chiaro che poi tutto quello entra nella catena alimentare e lo mangiamo anche noi. Anche quelli creati per salvaguardare le api hanno effetti subletali naturalmente, perché le api hanno bisogno di subire dei trattamenti terapeutici e alla fine tutto questo, la cera che è il loro, diciamo la loro casa, il favo di cera, essendo una sostanza grassa, trattiene in sé un sacco di molecole. Abbiamo una legge regionale in Friuli Venezia Giulia, no? Che dice che durante il periodo di fioritura sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree e ornamentali. E con deliberazione della Giunta, su proposta bla bla, di concerto, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento delle conseguenti attività di accertamento. Insomma, perché i veterinari? Perché i veterinari da sempre si occupano di quelle che sono le malattie degli animali. I regolamenti di polizia veterinaria ci dicono che si interviene per ogni accertata morte o non accertata morte, quindi anche in questi tempi in cui facciamo comunque la sorveglianza su le molecole che vengono utilizzate, su il monitoraggio su rischi di introduzione di specie aliene, eccetera. Tra le altre cose, appunto, nonostante che gli agronomi siano assolutamente più specializzati dei veterinari in tutta quella che è diciamo, la vita degli insetti, i veterinari intervengono per tutti gli aspetti più legati alla farmacologia e alle morti improvvise. Vedete, si arriverà a questo, no? Questa è una situazione in Cina dove sappiamo che ci sono persone che si arrampicano sugli alberi e con un batuffolo, un cotton fioc, devono impollinare, perché appunto se non ci sono gli insetti, se non ci sono le api e gli altri insetti cosiddetti pronubi, l'impollinazione per quelle specie
che non sono legate, la cui impollinazione non è legata al vento, ma appunto agli insetti, l'impollinazione non avviene. È proprio in questi giorni che abbiamo fatto certificati per gli apicoltori che stanno portando le loro api a impollinare i meli, per esempio qua nel vicino Veneto o in giro per il Friuli. Proprio in questi giorni che fa così caldo c'è stata un'esplosione floreale tale per cui si è dovuto anticipare un attimino i tempi. Ecco, chi salva gli animali salva l'uomo e la terra, per cui bisogna veramente agire per aprire le nostre coscienze fondamentalmente. Gli animali sono i nostri, tra virgolette, fratelli minori e una cura nei loro confronti farà sì che questa cosa ci tornerà indietro, perché se curiamo la terra, se curiamo gli animali, automaticamente curiamo anche noi stessi. Vorrei proporvi la lettura di questo libro, Il piacere delle api, di Paolo Fontana. È un libro che è uscito 3 anni fa circa. Paolo Fontana è un entomologo, un naturalista, un apicoltore. Adesso parlavamo anche di Giorgio Accelli e di altri noti apicoltori, però questo è un po' un libro che si lascia leggere anche per cultura generale, perché è pieno di citazioni meravigliose di tutto il tempo delle api. Vedete, non solo il clima, quindi i cambiamenti climatici, non solo i pesticidi, ma insomma molte sono le cose che fanno rischiare la vita alle api. Ci sono un sacco di patologie potenziali. Vedete, abbiamo funghi, batteri, protozoi, lepidotteri, virus, acari vari. La vita dell'ape è veramente dura, però quello che al momento è il grande nemico è questa bestiola che si chiama varroa, e la varroa è una sorta di zecca che si attacca alle larve, ma anche alle api adulte, e succhia il sangue, indebolendola e creando così un'apertura, apre la strada alle altre patologie che possono essere lì in forma latente. Un po' come l'herpes virus, no? Ci viene nel labbro quando siamo stressati. Chiaramente questo animaletto si attacca e adesso vi faccio vedere dove si attacca, all'interno vedete, sono questi puntini rossi, cerchiati di rosso. Ecco, stanno anche attaccati, si riproducono all'interno delle forme larvali. Ed è interessante perché noi in questo mondo globalizzato l'abbiamo portata dal sud-est asiatico in una forma che la chiamavamo Varroa jacobsoni, perché chi l'aveva scoperta. Poi a furia di fare trattamenti lei si è rinforzata, ha sviluppato forme di resistenza, oggi la chiamiamo Varroa destructor. Quando entra ha una capacità di riproduzione molto elevata e nel giro di pochissimi giorni si riproduce e gli animali, le apette, sono tutte rovinate. Rovinate perché naturalmente vengono attaccati dai virus delle alidiformi e dalle altre forme virali e anche dalle altre forme di funghi, eccetera. Ecco, vedete qui in basso c'è e questa è un'altra specie aliena, questa è la vespa vellutina. Questa praticamente attacca le api, le mangia, fa delle palline di pappa che si prepara e anche questa è una specie che noi esotica e quindi si interviene facendo l'abbattimento, ma comunque anche mettendo delle trappole per individuarla e per stanare i nidi. Adesso l'abbiamo anche in Italia. Anche questa arriva dal sud-est asiatico, è arrivata in Francia, poi dalla Francia è passata in Liguria, adesso ci sono alcuni posti in cui la troviamo in Italia. Nosema, ecco, questa è l'Ettina tumida, questa è un piccolo maggiolino che è entrato in Calabria, abbiamo avuto dei focolai in Calabria, abbiamo distrutto tantissime arnie in Calabria e anche in Sicilia. Eccolo qua all'interno dell'arnia, anche questa ha fatto la sua distribuzione. Vedete tutto quello che è nel mondo, il mondo ormai è globalizzato, no? Questi
questi insetti arrivano attraverso il canale di Panama, come in questi giorni, no? Con le navi all'interno di situazioni, e poi è così. Un'altra cosa che vorrei portarvi, a cui vorrei portare l'attenzione, è l'inquinamento elettromagnetico. Perché considerate che noi viviamo in un mondo che ormai è molto massicciamente ricco di telefoni cellulari, di ripetitori, eccetera. Tutto questo dà fastidio alle api. Allora noi cosa dobbiamo fare in questo momento? Noi dobbiamo comprendere, forse con un atteggiamento un po' speciale, cioè noi dobbiamo conoscere gli animali per capire che cosa dà loro fastidio. Cioè una profonda conoscenza dell'animale farà sì che io mi muova in maniera più cosciente rispetto al suo comportamento e ad altre forme, no? Quindi mi devo prendere cura della loro alimentazione, perché per esempio le api, l'uomo è diciamo un po' porta via un sacco di miele, no? È la sua fonte di ricchezza, no? Ma le api hanno prodotto tutto questo miele perché nel ricordo della storia, nella loro storia secolare, millenaria, ci sono stati momenti in cui non c'erano fioriture, per cui hanno creato una banca e hanno prodotto più miele di quello che a loro è necessario, tenendolo come scorta per i momenti difficili. Ecco, questa scorta è una scorta generosa che è a disposizione dell'uomo oggi, ma è chiaro che una buona parte va lasciata a loro, perché è quello che serve loro per passare l'inverno, oltre al miele naturalmente il polline e la propoli che loro raccolgono. Quindi una conoscenza profonda del mondo delle api fa sì che noi abbiamo anche un maggiore rispetto. Ecco, per esempio, l'inquinamento elettromagnetico. Qua gli studiosi hanno scoperto che all'interno dell'ape ci sono dei cristalli di magnetite nel grasso corporeo dell'animale e creano una sorta di memoria magnetica. Insomma, le api subiscono una biomineralizzazione del ferro, fornendo la base per un magnetorecettore situato nell'addome. Questo è sensibile a tutti gli avvicinamenti, per esempio un apicoltore saggio non si avvicina col telefonino alle arnie, perché sa che loro sono disturbate, perché questo telefonino emetterebbe un suono che per loro corrisponde a quello di un attacco. Ecco, quindi una più profonda conoscenza della fisiologia delle api, degli animali, ci aiuta ad avere un maggiore rispetto del loro benessere. Questa è un'arnia. Dopo la nostra amica Jessica vi parlerà col cuore di come appunto vengono tenute le api in queste arnie. Questa è un'arnia di come si usano adesso, vedete qui sotto c'è il nido, sopra c'è il melario, ci sono sotto le porticine da dove entrano. Questa è un'arnia un po' vecchio modello. Ecco, possono essere così, però questo è praticamente un allevamento intensivo, no? Prendiamo coscienza che anche le api hanno subito l'allevamento intensivo come le altre specie di animali domestiche, no? Quindi parli dei terreni agricoli coltivati estensivamente e intensivamente. Diciamo che siamo un'umanità che ha bisogno di tante cose, di buon cibo, ci siamo evoluti bene anche per questo, siamo sani anche per questo. Questo è un apicoltore. Ecco, vedete le api entrano da questa porticina, vedete che la freccia indica quel cestello che è pieno di polline. E chi sono le api? No? È interessante la realtà, la famiglia delle api è una realtà triarticolata. Abbiamo le api operaie, quella al centro, il fuco sulla mia destra e l'ape regina alla sinistra, che è quella con l'addome più allungato. Quindi una famiglia composta da tanti nuclei, da tanti soggetti, tra cui un'unica ape regina.
Quindi la regina, deposto l'uovo, nasce dopo 16 giorni, l'operaio nasce dopo 21 giorni, il fuco, il maschio, dopo 24-25 giorni. Sapete che gli insetti hanno tutta questa trasformazione, no? Ci sono tutti i passaggi delle metamorfosi e quando schiudono le api vivono in su questo che è il favo, no? E questa è una tipica realtà di favo in cui abbiamo le scorte, anche in questo caso, no? Una situazione triarticolata, no? Le scorte di miele in alto, a metà abbiamo le scorte di polline e poi le larvette, appunto le larvette che ancora non sono percolate, no? Ed è interessante come tutta questa costruzione che viene organizzata dalle api è però un progetto demografico, no? Perché loro prevedono già fin dall'inizio il numero delle celle che saranno per il miele, quelle per gli operai, quelle per i fuchi e per tutte quelle che sono scorte che loro servono. Allora, c'è questa differenza. Questo è un favo, la forma è esagonale e in questa struttura nascono le api operaie e i fuchi in cellette più grosse perché loro sono più grossi. E queste strutture esagonali hanno, così ricordano un po' i cristalli di silice, no? Il silicio, no? Che è una relazione molto stretta con la luce. Possiamo quasi affermare che le api operaie e i fuchi si sviluppano dentro celle di luce. Questa è un'ape operaia e all'inizio della primavera abbiamo circa in una famiglia 800, 8.000, 15.000 api che poi passano a 80.000 unità quando siamo nel pieno della primavera e loro appunto devono bottinare, raccogliere il più possibile, no? Le operaie non hanno la capacità di accoppiarsi, di riprodursi, questa è una cosa solo della regina. Vediamo un po'. Ecco, le mansioni dell'ape. Questa società straordinaria fa sì che nel momento, dopo 21 giorni, quando è nata scusate, controllo un po' l'ora perché quando si parla poi il tempo vola, quando nasce, dopo 21 giorni, l'ape operaia sta per altri 21 giorni all'interno dell'arnia a fare tutte le mansioni possibili, che sono, diciamo, una sorta di gavetta prima di poter uscire. Quindi imparano tutte le mansioni all'interno, nutrono le larve, puliscono, nutrono la regina, eccetera, e poi finalmente al 21° giorno possono uscire per andare a bottinare. Vedete, qui si stanno dando da fare all'interno. Questo invece è il fuco. Il fuco è il maschio che serve prettamente per la riproduzione. Vedete, ha degli occhi enormi perché deve vedere bene la regina quando poi è il momento, non ha grandi funzioni all'interno dell'arnia, anzi addirittura ha bisogno di essere nutrito perché non si nutre da solo ed è giusto un po' d'ausilio per ventilare l'arnia. Ecco, questo è un fuco che aspetta insieme ad altri, sono i quasi, possiamo chiamarli i ragazzi del muretto, no? Perché loro fondamentalmente hanno questo compito di fecondare la principessa vergine. La principessa nasce e dopo 3 giorni esce dall'arnia in una giornata di sole, intorno a mezzogiorno, punta in alto verso il sole e vediamo questi fuchi che la circondano, arrivano da lontanissimo. Mentre di solito il campo d'azione di un'ape è di circa 3 chilometri, i fuchi si spostano per decine di chilometri, sono attratti da questa e quindi hanno questa funzione di trasportare anche la biodiversità, no? I semi che arrivano da diversi luoghi, no? Quindi una regina, una principessa vergine non si accoppia solo con un fuco, ma si accoppia anche con 17 di loro. Il fuco la raggiunge, la copre, estromette il suo endofallo e poi ha una reazione come se esplodesse e tutto il suo seme entra nella regina.
A quel punto arriva un secondo fuco, lui in parte si è disintegrato, resta attaccato all'organo genitale della regina solamente questo suo endofallo. Un altro fuco si attacca e con un sistema di gancetti tipo velcro estrae il fallo del precedente fidanzato, chiamiamolo così, e a sua volta appunto copre la regina. Quindi questa regina fa un volo nuziale unico durante la sua vita, si riempie di semi e, ecco qui abbiamo ancora un fuco, questa la regina ha talmente tanti semi che può fare addirittura deporre 1500 uova al giorno. La vita della regina è abbastanza noiosa, lei non fa null'altro che deporre uova. Quindi se l'idea è che l'ape regina sia quella che comanda, no, non è l'ape regina, è la società. Scusate che mi telefonano. È la società, sono le api che decidono quando è il momento di cambiare la regina, decidono quando e quante celle fatte per i fuchi e non per i fuchi, è una società estremamente democratica. Ecco, questa è una cella reale, aperta, contiene la pappa reale, le regine si nutrono solo di pappa reale, vedete che ha una forma completamente diversa da quelle che abbiamo visto prima, no? Quindi sono tondeggianti. Hanno quasi una forma un po' come di arachide, no? E allora a me piace dire questo, che secondo me Super Pippo, forse anche voi leggete ancora Topolino, avete letto Topolino, Super Pippo forse non mangiava un'arachide, ma mangiava una cella reale piena di pappa reale, quindi diceva Pippo diventava Super Pippo. Ecco, questi erano un po' i favi di una volta, questi che erano i famosi bugni rustici, che però non sono esplorabili e quindi attualmente non sono a norma di legge, ma considerate che un tempo ogni apicoltore si intrecciava le proprie ceste, le posizionava nei punti che sentiva essere i punti energetici giusti. E vabbè, che cosa fanno queste api? Insomma, sono api che appartengono praticamente a una famiglia. È una famiglia in cui, come abbiamo già detto, ogni singola ape non sarebbe niente. In realtà dopo Jessica vi racconterà che ogni tanto le api passano anche la notte fuori, però in realtà sono perse. È un insieme di cellule, è una famiglia speciale che assume decisioni democratiche. Infatti sanno dove andare a cerca di cibo, sanno quando devono sciamare, fanno progetti per il futuro e si parlano in una maniera tutta speciale. Che cos'è la sciamatura? Un accenno solo a questo, che è il momento in cui diciamo c'è questa, le api si rigenerano, è come se figliassero. Praticamente la regina, la società delle api sente che sta succedendo qualcosa, che l'arnia comincia a essere troppo stretta, che c'è bisogno di cambiare per vari motivi anche, e quindi produce delle celle reali e nascono le nuove principesse, una nuova principessa o più principesse che poi combatteranno per la reggenza. Quindi l'ape vecchia parte e si porta dietro tutta la famiglia che può volare, lasciando indietro la grande covata, poche api che gestiscono la covata e tutte quelle piccoline che dovranno nascere. Vanno su un ramo, formano questo glomere che sembra una palla, però in realtà ha anche qualcosa del cuore, l'abbiamo già visto prima, e poi decidono, le esploratrici partono e decidono, vanno in cerca di un posto dove, che sia un posto buono per stare, no? Di solito un posto dove non c'è corrente d'aria, un posto lontano dal sole, dalla luce, perché loro stanno in un ambiente al buio, e a quel punto decidono democraticamente qual è il posto migliore in cui ritrovarsi. Comunicano attraverso la danza delle api, se potrete leggere il testo di Celli, ne avrete delle testimonianze meravigliose, e per danzare loro si regolano perché stanno segnalando appunto dove hanno un campo e fanno queste danze in relazione alla posizione del sole.
Le api hanno un'intelligenza sociale, non solo hanno un linguaggio, sono anche democratiche, l'abbiamo già detto, fanno ricerche, condividono informazioni, discutono opzioni e prendono decisioni collettive, il tutto per il miglioramento del gruppo. Quindi pensano al futuro. In una colonia non c'è niente di spontaneo. Le api avvertono un problema imminente e cominciano ad apportare cambiamenti prima che diventi serio e questo problema le distrugga. Le api hanno un intelletto sufficiente per immaginare una vita migliore e vanno a prendersela, anche se questo comporta il rischio di vivere all'aperto, senza difese, finché non decideranno assieme dove trasferirsi, perché le api sono coraggiose e si dice che hanno fegato. Ecco, qui addirittura hanno costruito dei favi su un albero. Vedete, si ripresenta sempre questa forma speciale a forma di cuore. E quindi concludendo, che cosa facciamo per sostenere gli insetti e le api? Allora, convertiamo i prati in diversi habitat naturali, cioè creiamo anche dei prati stabili, facciamo crescere piante autoctone, riduciamo l'uso di erbicidi e pesticidi. Guardate che anche l'altro giorno c'era uno che spruzzava intorno a casa. Limitiamo l'uso dell'illuminazione esterna, riduciamo l'uso dei detergenti, contrastiamo la cattiva fama degli insetti e poi dobbiamo diventare un educatore o ambasciatore della conservazione degli insetti e partecipare alla politica locale. Anche noi avere fegato. C'è questo filosofo austriaco del secolo scorso che diceva che appunto queste innovazioni tecnologiche avrebbero come dare lo zucchero al posto del miele, piuttosto che fare la riproduzione delle regine, o anche insomma queste nuove, insomma l'avremmo visto tra 80-100 anni, no? Che cosa avrebbe prodotto questa nuova tecnica, no? E dice comunque ogni uomo dovrebbe avere il massimo interesse, dice Rudolf Steiner, ogni uomo dovrebbe avere il massimo interesse perché dall'apicoltura dipende molto di più di quanto si potrebbe pensare la vita umana. Quindi non si tratta solo di impollinazione, ma in generale quello che abbiamo già detto, no? Ciò che oggi consideriamo essere il bisogno delle api si mostra sempre più come un nostro bisogno, perché un mondo in cui non possiamo più vivere, non possono più vivere le api, è un mondo in cui manca ciò che per l'uomo è essenziale. Si capirà dunque che chi si occupa della salute delle api non si occupa esclusivamente di questo, si occupa di sostenibilità. Ecco, quindi vi invito anche a leggere questo libro, Il mondo di domani, di Chris Thomas, che in realtà parla dell'evoluzione. Quindi noi sappiamo che insomma, le api sono sopravvissute alle glaciazioni e quant'altro, ce la faranno, ma l'importante è che ce la possono fare molte altre specie animali e anche noi, no? C'è questa associazione che si chiama Api Sofia, è un'associazione locale che ha sede a Tricesimo e alcuni anni fa lanciò questa campagna Seminiamo fiori per le api italiane. Ecco, loro si occupano di apicoltura biologica biodinamica e hanno divulgato in giro per il Friuli, ma in giro in realtà per l'Italia, di che cosa ognuno di noi può fare, no? Chiunque ha un prato, un balcone, delle aiuole, può piantare queste che sono le specie, che sono piante ornamentali piuttosto che piante agrarie o piante aromatiche che piacciono alle api e quindi soprattutto quando appunto stanno spruzzando molto nelle campagne, in città e in piccole oasi, c'è spazio per le api e per i fiori che noi produciamo per loro. Io abito al 4° piano in centro a Udine e ieri avevo 2 bombi che stavano simpaticamente mangiando quello che c'era, purtroppo non ancora molto. Vi ringrazio e con Jessica adesso ci interfacciamo con un aspetto più pratico. Grazie. E ringrazio la dottoressa, davvero suggestioni e anche suggerimenti, infatti poi quando lanceremo la videoclip vi daremo anche riferimenti dei libri che ci ha suggerito la dottoressa perché davvero ci aiutano tanto a capire anche la nostra società. Allora, anche l'ultimo spunto, poi lascio la parola a Jessica, così io l'altro anno ho partecipato ad un evento, diciamo così, a Palmanova, perché Jessica appunto
per dire quanto le piante, anche quelle che ci sembrano più insignificanti, invece siano importanti per le api, ha provato a mettere degli alveari così sui bastioni di Palmanova, dove le api hanno potuto nutrirsi di una serie incredibile di fiori spontanei che però poi danno al miele un qualcosa in più che sicuramente non si ritrova in altri mieli, insomma in quelli che sono quelli che siamo abituati ad assaggiare, ecco. Cioè scoprire la pianta e poi vedere come l'ape la utilizza e poi ritrovarla nel miele è veramente un qualcosa di fantastico. Allora, chiedo a Jessica solo una cosa, poi la lascio tranquilla. Da quanti anni circa ti occupi di api? E Allora, diciamo, quanti anni sono che fai l'apicoltrice? io faccio l'apicoltrice dal 2011, ho fatto il corso di apicoltura con l'agraria di l'Istituto Tecnico Agrario di Gradisca di Sonzo e da lì ho cominciato questa mia passione che alla fin fine era già nata negli anni, non me ne ero proprio accorta, proprio. Avevo avuto solamente come si dice, degli spot qua e là negli anni, perché io prima nasco come figlia di fioristi, quindi sono passata dai fiori alle api e nel 2011 proprio c'è stato questo corso e da lì ho iniziato la mia grande passione. E io faccio l'apicoltrice nella Bassa Friulana, la mia azienda si chiama Azienda Apistica Mamma Ape, perché secondo me volevo poi rappresentare la mamma legata all'inizio di tutto. Per me l'ape è l'inizio di tutto, è la mamma di tutto quello che poi c'è, il frutto, l'evoluzione della pianta, quando con l'impollinazione lei fa da mamma proprio, no? E poi cosa posso dirvi? No, adesso faccio come Sabrina anch'io, suggerisco un libro, giusto perché sennò dopo me ne dimentico. Io non ho le slide fighissime come Sabrina, però per me questo è un splendido libro che ho letto, Una speranza per le api. Io sono una versione un po' più casalinga della Sabrina, la Sabrina è molto tecnica, io sono una versione un po' più da apicoltrice, ecco, e meno tecnica ma più sulle api, sull'insetto di per sé. E alla fin fine cosa vi posso raccontare? Che le api per me hanno creato una sintonia proprio con l'ambiente esterno dove poi vado a operare. Per me conoscere le api vuol dire entrare in empatia con loro, vuol dire proprio vivere la stagionalità, vivere seguendo i loro ritmi, seguendo poi anche i loro profumi e i loro suoni, perché per me l'alveare è principalmente profumo, perché da lì io riesco a capire cosa mi vuole dire l'alveare, cosa ha bisogno l'alveare, anche dal profumo che emana, perché se io ho in atto delle malattie, delle problematiche sull'alveare, io principalmente lo sento anche dal profumo dell'alveare. Se invece l'alveare è in piena raccolta e sta molto bene, lo sentirò appena apro l'alveare, lo sentirò sicuramente da questa fragranza che emana di fiore. Il fiore che poi va a raccogliere nella sua stagionalità. Una cosa anche bella, in questo periodo vedete tutti quanti i campi di tarassaco fioriti, perché adesso è il momento della fioritura del tarassaco. Mi piace anche una cosa che ho imparato poi nel tempo, è capire che comunque tutto quello che raccoglie l'ape è ben studiato, è ben calibrato dall'ape, nel senso che adesso perché raccolgono il tarassaco? Adesso raccolgono tarassaco perché principalmente il tarassaco è una pianta depurativa, quindi uscendo dall'inverno, dall'invernamento, nel loro risveglio loro hanno bisogno di depurarsi. Quindi il tarassaco è una pianta depurativa sia per noi che per loro. Poi quando vanno a cogliere altri vari fiori lo fanno sempre per un principio di fitoterapia che loro attivano all'interno degli alveari. Ci sono vari sviluppi, ci sono periodi, io proprio vado dietro al loro periodo, io inizio a risvegliarmi con gennaio, quando la regina verso fine gennaio nella Bassa Friulana, qui parlo per parametri della Bassa Friulana, Palmanova e dintorni, la regina comincia a deporre le prime uova, timide uova,
e per poi arrivare in piena stagionalità quando depone 2000 uova, come diceva Sabrina. Quindi il risveglio va un po' alla volta e cosa vi posso dire ancora? Il mio rapporto con le api è diventato quasi simbiotico, alla fin fine ho un rapporto con le api dove come le vivo? Le vivo seguendo la loro biodiversità, non le sposto, non corro dietro le fioriture, quindi cerco di lasciare le api nel loro territorio. Infatti nel libro Una speranza per le api, che io ho letto dopo aver fatto il corso di apicoltura biodinamica, perché all'inizio io ero partita con l'apicoltura commerciale, come mi avevano insegnato, e da lì ho voluto avere un altro approccio con l'apicoltura. Quindi ho iniziato ad avere questo approccio di apicoltura biodinamica, dove dicevo, ma Dio, ma perché devo nutrire? Ma perché devo dare candito? Perché devo dare zucchero a queste api che non è il loro alimento principale? Il loro alimento principale è il nettare dei fiori, il polline, quindi il miele. Allora ho seguito questo corso di biodinamica nel 2015 e da lì con il libro e tutto ho iniziato a cambiare metodo di lavoro proprio totalmente e mi si sono comunque aperte delle visioni anche lì diverse, dove comunque si capisce lo sviluppo dell'alveare è completamente diverso. Chi nutre ha uno sviluppo molto veloce, molto frenetico, come lo sta diventando la nostra coltivazione. Invece, tenendole nel loro luogo, nel loro territorio, loro sanno come gestirsi, sanno veramente non si causano scompensi di stress vari dati dallo spostamento. Come diceva prima Sabrina, ho fatto proprio una prova sullo spostamento degli alveari. Si dice che andandoli a chiudere e spostare di notte non si perdono api, invece io nello spostamento di alcuni alveari, perché ho dovuto spostarli, perché mi hanno obbligato a spostarli da un territorio all'altro perché non potevano più stare lì, ho scoperto che il giorno dopo, andando a vedere se ce n'era ancora api, ho trovato il mucchietto di api rimasta a dormire fuori la notte, perché loro dormono, come dicevamo, sotto le foglie per proteggersi anche dall'umidità, dalla rugiada, perché una cosa che non piace alle api è l'umidità, come non piace neanche a noi più di tanto. Ho visto che le api con il freddo riescono comunque a tirare avanti e a sopravvivere se hanno le scorte giuste e se c'è un buon equilibrio. Invece l'umido proprio le scompensa proprio. Crea poi, come diceva Sabrina, il discorso dell'herpes e tutto, proprio si attivano con l'umidità, si attivano determinate malattie come il nosema, come determinate debolezze, ecco, sull'alveare. Jessica, Poi, scusami se ti interrompo, ti chiedo, visto che va un po' di moda, no? Si dice, ma quasi quasi mi prendo l'arnia anch'io, me la metto in giardino. Ecco, cosa consiglieresti tu? Cosa possiamo fare effettivamente per aiutare le api? Certo non improvvisarci apicoltori se non lo siamo. Tu cosa ne pensi? Ecco, sicuramente le aromatiche sul ora, balcone. a me è capitato una sera dopo una conferenza, la gente chiedeva per poter mettere un alveare continuamente nel proprio orto, nel proprio giardino. Allora, intanto quasi in tutti i paesetti c'è sempre l'apicoltore di fiducia che alla fin fine impollina un po' tutto il paese. Però adesso al momento, secondo me, una buona pratica che si sta attivando un po' in tutti gli apicoltori qua della zona, chi più chi meno, era la Dotton Alveare, il progetto Dotton Alveare. Nel progetto Dotton Alveare una persona che sa che mangia miele o qualcuno che consuma miele, comunque l'adottare un alveare ti dà la possibilità di aiutare l'apicoltore, aiutare le api in maniera, cioè come l'apicoltore sostenibilmente equilibrato e bravo nella gestione delle api, e ti dà la possibilità di avere il miele da una persona di fiducia alla fin fine, dove tu adotti un alveare, blocchi anche un po' il prezzo, però poi hai un miele, anche lì da specificare, un miele, come dite voi, sostenibile sul fatto tipo il millefiori. Il millefiori è tanto povero, abbandonato, un pochettino, viene sempre tenuta molto in considerazione l'acacia, il castagno, il tiglio. Invece nel millefiori si può avere
veramente un bouquet di fiori del proprio territorio, della propria località dove si sta. Io quando vendo il miele ai miei compaesani gli dico, beh, avete mangiato il miele di casa vostra, perché è proprio delle vostre zone qua vicino e potete ottenere un miele che sapete di sicuro la provenienza. Questo è. Secondo me adotta, e anche lì il progetto Adotta un alveare aiuta sicuramente l'apicoltore in questi momenti magari un po' di difficoltà, come diceva Sabrina prima, legato un po' alle colture dove usano pesticidi, dove usano cose che possono danneggiare l'ape. Sì, è un aiuto reciproco tra il cittadino, l'apicoltore e l'ape. Ecco, dopo ne beneficiamo tutti da questa cosa. Poi sicuramente, come diceva Sabrina, non usare prodotti invasivi, cioè sulle proprie piante a casa. Anch'io vedo gente certe volte che per togliere l'erba in 2 metri per 2, perché non vuole abbassarsi a tirarla via con la mano, buttano il diserbo e via, che basterebbe un bel pacco di sale, secondo me, che lì brucia tutto, a sale e aceto, brucia tutto lo stesso. Invece li si va a buttare magari proprio in quel momento, tipo gli occhietti della Madonna, quelli azzurri che adesso hanno un grosso potere nettarifero per le api, quella è una pianta infestante che tanta gente butta sopra il diserbo e invece quella aiuta un sacco la ripresa primaverile delle alveare. Adesso quella, come anche il ciliegio da fiore, come il tarassaco, vi dicevo, anche lì, anche sul tarassaco, tanti contadini hanno tolto le stradine di campo dove noi andavamo a passeggiare, ma forse non va più di moda passeggiare nei campi, però quelle erano piene di tarassaco una volta e anche lì togliendo quelle si toglie la possibilità di avere il pezzettino fiorito. Ecco, questo è. Un altro elemento che so che è molto importante per le api è l'acqua, no? Lì forse andiamo in conflitto perché poi dicono non lasciate l'acqua sul balcone perché sennò arrivano le zanzare, però le api hanno bisogno di acqua proprio per l'ecosistema dell'alveare. Ci puoi spiegare, insomma, come utilizzano l'acqua le api? Allora, le api comunque bevono moltissimo e comunque lo usano per produrre il miele cioè in primavera. Poi d'estate, con il caldo, allora intanto è da dire che l'alveare è uno tra i primi climatizzatori esistenti, nel senso che l'ape mantiene sempre la temperatura costante all'interno dell'alveare, proprio per evitare che si sciolga la cera, perché la cera adesso non vorrei sbagliare, ma mi sembra sopra i 36 gradi scioglie. Giusto Sabrina? Sì, Sembra la temperatura all'interno dell'arnia è sempre 36-37 gradi al massimo. sui 36 così, perché sennò si rischia il collasso dei telai e rischiando il collasso dei telai si rischia anche di perdere a volte la regina schiacciata dai telai. Interessante anche questa temperatura, no? In riferimento alla temperatura umana, no? Cosa abbiamo? Anche questo abbiamo in comune con le api. È vero, anche quello, la temperatura, loro mantengono, se fuori ci sono 42 gradi, che cosa che capita, 42-43 gradi, un umido pazzesco, loro ventilano e mantengono la temperatura fresca all'interno dell'alveare, poi portano all'interno l'acqua, scusate, che va posizionata vicino alle varie cellette dove c'è la covata, proprio come un sistema refrigerante dove la covata non deve superare determinate temperature proprio per dopo non creare danno. Ecco, questo è una cosa che io ho visto adesso molto anche sui gruppi su Facebook, tanta gente che ha questa sensibilità mette proprio degli abbeveratoi, ma bastano delle ciotole piene di sassi con il filo d'acqua che arriva fino sul bordo per vedere poi tutte queste api a bere e ne bevono veramente tanta di acqua. Come vi raccontavo, io ho messo le ciotole perché bevessero le galline, invece davo un buon ristoro con acqua fresca ogni giorno alle mie api che, avendo gli alveari vicini, loro andavano regolarmente a bere. Bisogna però, una cosa che posso veramente consigliare, mettere dei rami di qualcosa dentro per dopo non trovarsi la ciotola piena di api annegate, perché comunque loro bevono e poi cadono dentro. Ecco, l'acqua ha un'importanza, come anche per noi, è vitale, più che il cibo, l'acqua principalmente. Quindi questa è una cosa importante. I prodotti dell'alveare, abbiamo accennato prima appunto al miele sicuramente, ma anche il polline.
ha la sua importanza, cioè il polline che loro usano, ma che anche per noi umani può essere utilizzato, no? Jessica. Allora, le api producono più cose, giustamente le api, sembra brutto da dire, ma le api sono un po' come il maiale, col purci non si butta via niente, nel senso che loro producono tutto di continuo, addirittura adesso c'è questo studio che secondo me non andrà a buon fine, adesso questa te la butto lì Sabrina che magari sento cosa mi dici, ma parlavano proprio della farina di api per un'alimentazione futura nell'essere umano. Credo che non la faranno, visto che le api stanno scomparendo un po' dal sistema, per dire che comunque si usa tutto. Principalmente le api producono sì il miele, sono più conosciute per il miele in assoluto, però poi abbiamo altri prodotti come il polline, che è un apporto nutritivo proteico per l'alveare, come per noi le bistecche, le fiorentine, ecco, per spiegarci. Poi loro producono anche la propoli, anzi la raccolgono e la rielaborano. La propoli viene raccolta su vari tipi di piante ed è una resina che poi loro rielaborano per sigillare l'alveare, per il freddo o vari spifferi, perché a loro la correnti d'aria non piacciono tanto. Il veleno. Quando? Il veleno delle api. Anche sì, ma ti dico, si usa tutto, il veleno delle api viene usato per i dolori reumatici, per tutte queste complicanze dall'artrite. Da noi non so dove si possa trovare un buon medico. Io comunque la prossima settimana inizio un bel corso di apiterapia, legato però più che altro a respirare il profumo dell'alveare, che è ricco poi di propoli, di varie sostanze organolettiche nell'aria. E poi parleremo anche sì, di fitoterapia, queste cose qui. Secondo me l'alveare ha varie potenzialità per l'essere umano, che non è solo l'ape nell'impollinazione e nel rendere più bello, più perfetto il frutto, perché questo è quello che fa, non è solo impollinare la pianta, è rendere proprio migliore il frutto che poi andrò a raccogliere. Addirittura c'erano degli studi che parlavano di come l'ape può evitare la deformità proprio, c'è più api impollinano un fiore, più c'è il frutto poi sarà più grosso e più perfetto. Questa è una cosa che, come dicevo a Tiziana, io ho provato e sperimentato su un caco che è dietro il mio apiario, un caco antico con i cacchetti piccolini, non è innestato, non è niente di creato dall'uomo, è stato messo lì e non toccato più. Un caco di varietà antica, che quest'anno i rami non si vedevano nemmeno, ma si vedeva solamente tutto arancione, frutti. Poi le api hanno potuto beneficiare sicuramente della fioritura del caco, che è eccezionale a livello nettarifero, che tutti diranno ma il caco, ma invece ha un fiore che non sa veramente di niente, perché tu non te ne accorgi neanche che fiorisce, ma ha un potere nettarifero meraviglioso. E poi loro possono beneficiare in autunno dei vari cachi con questa grande potenziale zuccherino per il loro invernamento, per il loro periodo in cui dopo il caco non viene raccolto, rimane lì, e quindi tanti poi insetti, come capita adesso, mi dicevi tu Tiziana, che vedi sulle piante fiorite, vedi tutti insieme la condivisione tra mosche, vespe e api. Succede la stessa cosa in autunno durante l'invernamento, quando le api devono andare in letargo, come anche le vespe vanno in letargo, e tu le vedi mangiare tutto allo stesso banchetto, in questi frutti non raccolti di un grosso potere zuccherino, come anche i fichi, tutte piante che aiutano l'ape anche lì a raccogliere le ultime scorte di cibo prima del letargo. Poi parlavamo, un'altra cosa molto importante, oltre alla propoli, il polline, è anche la produzione della cera. Principalmente le api venivano anche lì allevate nei monasteri, nelle varie case, perché la cera veniva usata per le candele. Adesso io ho come ti spiegavo, un circolo chiuso dove le mie api producono cera e io recupero la cera che loro mi danno degli opercoli, dei melari, la faccio sciogliere, viene sterilizzata comunque
anche se nel melario non vengono usate né pesticidi, cioè non viene usato, scusate, i trattamenti, non vengono usati i trattamenti acaricidi, scusate, e quindi la cera è perfettamente pulita. Addirittura poi quest'anno ho fatto proprio costruire interamente il favo da melario alle api, perché le api più lavorano più contente sono e sono molto più felici quando lavorano, se no diventano nervose, un po' come me, per dire la verità. Io devo lavorare come loro, quindi per quello c'è tanta simbiosi tra noi due, perché siamo simili, per quello io mi sono avvicinata alle api, perché c'è questa similitudine di tanta voglia di natura e tanta voglia di lavorare. Ecco, questa è una cosa. E quindi loro producono la cera che io raccolgo, faccio fondere e ritorno a dare a loro in fogli sotto forma di fogli cerei. Quindi c'è un ricircolo continuo. La stessa cosa faccio per il miele, per la nutrizione. Io ridò alle mie api se ne hanno bisogno. Devo dire la verità che difficilmente hanno bisogno, perché io durante l'anno tolgo solamente il miele da melario, non tolgo il miele da nido, mai, non l'ho mai fatto, perché secondo me deve sempre rimanere la scorta all'interno dell'alveare e quindi io ridò cioè gli ridò il loro miele, magari tolgo perché certe volte sono esagerate, veramente riempiono telai di troppo di miele, quindi lì viene tolto per far costruire cera e poi viene rimesso dentro, magari nel periodo autunnale quando ne hanno più bisogno. Ecco, questa è una cosa che faccio sempre cercando di rispettare il più possibile i loro tempi e comunque i loro momenti. Tipo adesso sì, c'è la fioritura del tarassaco, ma magari certe giornate sono meno indicate per andare a visitarle perché manca l'acqua. In questo periodo manca l'acqua anche agli alveari. Cioè, come diceva prima Sabrina, l'elettronegatività nell'aria, come la vedo sui miei figli, la vedo anche sulle mie api, nel senso che abbiamo tutti bisogno di una bella lavata di pioggia dove si abbassa questa elettronegatività e dove la pianta comunque riesce a produrre veramente più nettare e le api lavorano più contente e io con loro. Allora, ho una domanda in chat che credo che la dottoressa Minestrina, ma anche Jessica, insomma, nella sua esperienza ci può rispondere. Cioè, quanto è lunga la vita di un'ape? Ci chiedono. Ah, interessante, la vita di un'ape potrebbe corrispondere dalla deposizione dell'uovo a 63 anni nostri, nel senso che sono 21 giorni prima, a 21 giorni schiude l'uovo, nasce appunto l'ape, parliamo dell'ape operaia, 21 giorni anche per la gallina, quindi interessante questa cosa. Poi per 21 giorni sta all'interno a fare i lavori, come abbiamo detto, e poi esce per bottinare per altri 21 giorni, quindi un 40-42 giorni di vita, ma queste sono le api estive. D'inverno, perché in realtà la vita dura molto di più, perché passano tutto l'inverno e quindi dura alcuni mesi. Ma è anche vero che passano tutto l'inverno senza fare niente, perché Esatto. rimangono male ferme all'interno dell'alveare, escono solamente per defecare nei momenti di giornate di sole e temperatura ottimale e quindi anche per quello alla fin fine muoiono di sfinimento di lavoro un pochino, come quando finisco io la stagione apistica. È Ma interessante, scusate, è interessante. durante l'in- Scusa, prego. scusate, durante l'inverno hanno una sorta di letargo, o, cioè rallentano le loro funzioni vitali o sono completamente attive, a No, no, parte il non uscire per bottinare? fa freddo e loro fanno una sorta di glomer, una sorta di palla intorno alla regina e devono continuamente scaldare, quindi loro si spostano dall'interno all'esterno di questa palla per nutrirsi del miele che è sui bordi del favo e quindi conducono una vita di mantenimento, conducono una vita, la temperatura è più bassa all'interno a quel punto, però al centro, perché devono tutelare la regina, resta una temperatura di 35-36 gradi, ecco, e poi si muovono dal centro verso l'esterno di questa palla. Come fanno un po' i pinguini, perché io faccio sempre quell'associazione lì, i pinguini alla fin fine nel mezzo e poi vanno sempre a circolo così e quindi lei rimane sempre calda. E C'è consumano però, un'altra. anche lì c'è un discorso di consumo, infatti dicono, cioè da noi apicoltori almeno quando ne parliamo diciamo sempre che è meglio un bel inverno freddo
perché comunque loro rimangono ferme e inglomere, che questi sbalzi di temperatura degli ultimi anni, dove certe volte abbiamo delle giornate molto calde invernali, che un po' fanno muovere un po' troppo le api e lì a volte si rischia di perderle addirittura. Infatti certe volte tanta gente, anche in montagna capita, c'è la giornata di sole, sembra che sia caldo, loro escono e poi arriva la botta di freddo improvvisa e aprono, quindi è meglio, e muoiono. Quindi è meglio sempre un bel inverno freddo che dà poi un buon risultato in primavera. Ecco, questo è quello che anche lì abbiamo imparato negli anni tra apicoltori. Grazie. C'è un'altra domanda in chat sempre riguardo la cera e appunto un tema sostenibile, così viene sempre proposta come alternativa alla plastica, ma è un'alternativa sostenibile, cioè prendere la cera alle api, oppure si rischia di mettere troppa pressione appunto su queste nostre amiche che ci danno tante cose? Vai tu, Jessica. Allora, se devo dire la mia, allora, per dire, c'ho questa mia amica che mi ha comprato proprio l'altro giorno, mi ha regalato queste, io penso che parlasse il discorso cera, come stava spiegando, parlavano addirittura delle protezioni, delle ciotole con della stoffa incerata, la protezione degli alimenti con la stoffa incerata. Secondo me, fino a un certo punto, perché anche lì bisogna capire cosa mettono dentro la cera, poi per farne talmente tanta, per riuscire a dare a tutti quanti gli ecologisti che andranno a comprarla, dargli il prodotto. Secondo me c'è uno sfruttamento, cioè sì, le api producono cera, però la producono solo in un determinato periodo, solo in primavera, perché la cera viene prodotta tanto in primavera, perché devono creare dei nuovi alveari. Quindi viene prodotta in primavera, poi non viene prodotta più. Secondo me lì quando loro andranno, cioè secondo me il mercato che vuole buttare tutto sulla cera deve comunque aggiungerci qualcosa dentro, a meno che non la vadano a creare in versione come hanno fatto con tessuti e altre sostanze che sono state create dall'uomo, però alla fin fine la vera cera vergine io la tengo molto di riguardo. Quando mi dicono signora mi vende la cera per fare le candele, io gli dico di no, perché gli dico no, preferisco darla ai miei alveari. La cera per le candele si prende la glicerina vegetale in farmacia e si fa le candeline così per passatempo. Ecco, Ma ha quello tutto un altro profumo la cera d'api, è proprio quella, insomma, è l'aroma che senti tu quando appunto ti avvicini alle tue api. sì, quello è vero, però un alveare non può produrre, cioè anche lì non si può buttare in produzione. L'ape è fatta per fare miele, non per fare cera per tutta la stagione. Cioè, ci sono posti dove può produrre miele per tantissimi mesi l'anno, però la cera, tanta, viene prodotta solamente nel periodo primaverile. Infatti io i miei melari li faccio costruire principalmente nel periodo primaverile, che è il periodo dove ci sono le ceraiole che sono impazzite, felici, che fanno questa bella cera. Una cosa molto bella che ho imparato anche lì qualche anno fa, che non avevo notato più di tanto, perché con le api c'è sempre da imparare negli anni, ogni giorno c'è qualcosa di meraviglioso da imparare. Anche lì il colore della cera cambia a seconda di cosa le api bottinano. E la cera primaverile raccolta anzi, la cera primaverile adesso del tarassaco ha il colore del tarassaco. La cera raccolta nel periodo della caccia è bianca come il fiore della caccia. A seconda di cosa loro bottinano, raccolgono i pollini vanno a colorare poi questa cera. Legato alla sostenibilità, secondo me la cera poi fino a un certo punto ecco, è utilizzabile. Tornando al discorso di come ti ho detto prima, le candele, secondo me, Grazie. se poi uno mi dice voglio della cera per farmi una buona crema per il viso, una crema a mani, gli si dà un favo di cera raccolto da uno sciame che è proprio di cera vergine, quella, ma però ne va pochissima come quantità.
Ecco, Poi in abbiamo detto chat. che la cera rischia di avere anche, appunto, quella dei favi vecchi, di avere i residui dei farmaci, di agrofarmaci, nonché anche dei trattamenti antiparassitari che facciamo, appunto. Cioè, ci sono stati degli studi che hanno trovato addirittura il DDT, perché magari la cera era stata comprata in Africa e quindi appunto ancora si usava il DDT. Insomma, Allora, non vedo, scusatemi, la cera per conto proprio, ecco. non vedo altre domande in chat. C'è qualcun altro che sta seguendo la riunione che ha piacere di fare qualche altra domanda alle nostre ospiti? Se no ci avviamo verso la chiusura. Io starei qui ad ascoltarvi veramente per tutta la sera. Per me le api sono un mondo meraviglioso. Ah, ecco, c'è un'altra domanda. Per quanto riguarda il grado zuccherino del miele, questo è simile per tutte le varietà o ci sono tipi di miele con meno zucchero di altri? A chi soffre di colon irritabile viene sconsigliato il consumo di miele per via dei FODMAP e volevo capire se questo vale per tutte le varianti. Io non so cosa siano i FODMAP, ma se Massimo vuole intervenire, se se la sente. Beh, intanto se vuoi parlarci del grado zuccherino del miele. Io ti posso dire una cosa, allora, ci sono nel miele, noi abbiamo vari tipi di miele, no? Giustamente c'è la cacia, come sapete tutti, le varie fioriture, tarassaco, e tutti hanno un percentuale di glucosio e fruttosio diversa all'interno. Quindi, allora, da quello che ho potuto io studiare nei miei corsi di analisi sensoriale del miele, anche lì questa cosa aiuta a capire anche la cristallizzazione del miele. Allora, quando un miele ha molto glucosio all'interno, quindi è molto più zuccherino, questo miele, questi cristalli, scusate, di zucchero, Sabrina, aiutami, si attaccano, si imbriccano, agglomerandosi insieme, quindi abbiamo la cristallizzazione e quindi non è legato alla vecchia, cioè il miele vecchio o non vecchio, è legato proprio al glucosio all'interno. Certe volte ti dicono, ma il miele per i diabetici. Allora, i diabetici possono, tra virgolette, sempre molto limitato, quello di acacia, perché all'interno ha molto fruttosio e anche per questo non solidifica per anni, se è ben asciugato, perché il problema non è solamente che il miele può scadere legato alla cristallizzazione, ma è legato alla fermentazione. Quindi il miele, quando diventa vecchio, fermenta, non cristallizza. Questo è. Quindi, Mi è arrivato un aiuto dalla regia, mi dicono che i FODMAP sono i carboidrati a catena corta e che sono scarsamente assorbiti nell'intestino tenue, quindi in qualche maniera se il miele contiene questi carboidrati, chi soffre di colon irritabile potrebbe avere questo tipo di problemi. È una cosa troppo, mi dovrò fare un corso su questa cosa del colon irritabile. Lo dovete dire voi che studiate, appunto. So, per dire tipo le proprietà del miele, allora il tarassaco è depurativo, la cacia è lassativa, e poi dopo ognuno può creare una reazione il miele, e dopo ogni persona di per sé gli si crea una reazione con il miele, può anche cioè c'è anche gente allergica al miele proprio, ma non proprio, scusate, ai pollini contenuti all'interno del miele, ma proprio al miele di per sé. Ecco. Faremo una puntata speciale sul miele, direi che adesso abbiamo aperto il mondo delle api, direi che possiamo tornare. Soprattutto sviluppando il colon irritabile, devo proprio vedere questa cosa. Io vorrei solo dire ancora una cosa. Prego, prego. Proprio di grado zuccherino. Allora, ci sono questi studi che hanno fatto in cui praticamente i fiori diventano come delle orecchie, nel senso che hanno proprio fatto degli esperimenti, hanno visto che i fiori sentono, proprio ascoltano che sta per arrivare un'ape, sentono il rosio, il rumore e aumentano il tasso zuccherino del nettare. Hanno proprio sperimentato facendo rumori diversi e poi testando il nettare. Quindi alla fine anche questo è un aspetto molto interessante. E poi quando prima abbiamo parlato dei fiori di cacco, no? di questa ricchezza, di come appunto
questi frutti sono più tondeggianti, più belli, più ben fatti grazie al fatto di essere stati appunto visitati dalle api, perché in realtà in natura, la natura è meravigliosa, no? Poi piano piano si scopre, no? Che certo l'ape arriva perché è attratta da questo nettare zuccherino e poi sì, anche si riempie di polline, ma dà qualcosa in cambio al fiore, in cambio di tutta questa generosità. Gli dà l'acido formico, no? Quindi l'acido formico ha questa azione di non far imputridire i boschi, per esempio le formiche, no? Nei boschi. Tutto l'acido formico è perché alla fine non ci sia una putrefazione del sottobosco. Questo fa sì che all'interno del fiore questo poi ha questo suo sviluppo perché non ci sono marcescenze che nascono e quindi diventa un bellissimo frutto come deve essere, ecco, secondo natura. Vi ringrazio, proprio la natura in questo caso è assolutamente maestra, quindi ringrazio, scusate devo chiudere, mi dicono, ringrazio ancora la dottoressa Menestrina, soprattutto per le sue suggestioni, i suoi suggerimenti di lettura, ringrazio Jessica per la sua spontaneità, veramente ci fa venire voglia anche di visitare la sua azienda. E ringraziamo tutti quelli che hanno seguito l'incontro e ci trovate comunque sui nostri canali social, su Facebook, su Instagram e anche sul canale Telegram della Commissione Sostenibilità e sul sito di Uniud Sostenibile. E il nostro motto, importantissimo, sii parte del cambiamento, collabora con la Commissione Sostenibilità. Alla prossima, grazie. Buonasera, grazie. Arrivederci. Buonasera e buona Pasqua a tutti.